Buongiorno a tutti, porto i saluti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Grenfell Love Marco e Gloria, che ho l'onore di presiedere. Con me oggi ci sono anche il vicepresidente, mia moglie Daniela Burigotto, e il consigliere Francesco Barisan. Un grazie particolare al Consiglio della Regione Veneto per questa opportunità, ossia per far conoscere e divulgare la fondazione che ho citato prima. Prima di iniziare gradirei proporre un video, è una bozza di una presentazione della fondazione che sarà disponibile sia in lingua italiana che in lingua inglese e servirà per far conoscere la fondazione sia in Italia che all'estero, principalmente nei convegni dei professionisti, architetti principalmente e ingegneri, nelle scuole e in tutti gli ambiti dove noi come fondazione siamo chiamati a intervenire. Pregherei la regia di mandare il video, grazie. Immagina di essere giovane, immagina di essere innamorato o innamorata. Immagina di aver appena finito l'università dopo lunghi anni di notti insonni e sacrifici. Forse hai la sensazione di avere il mondo in mano e di poterne fare ciò che vuoi. Forse non sai da che parte cominciare. Decidi di rischiare tutto. Segui quel che ti dice il cuore. Prendi per mano la persona che ami e ti trasferisci in un altro paese. Tempo poche settimane, entrambi trovate il lavoro dei vostri sogni e un appartamento a Londra, a Notting Hill. A quel punto tutto sembra davvero possibile. Però, una notte, mentre sognate, tutto vi viene portato via. Yeah, hello, hi, in the fire, flat in Grimsby Town. The fire brigade are on their way. Marco e Gloria hanno vissuto tutto questo. Nella notte del 14 giugno 2017 sono rimasti intrappolati tra le fiamme nel loro appartamento nella Grenfell Tower a Notting Hill. Il palazzo ha preso fuoco all'improvviso e non ha lasciato loro scampo. Giovani, gentili, forti, determinati, con un progetto di vita insieme che stava prendendo forma. Marco e Gloria erano due architetti da poco laureati allo UAV di Venezia e avevano uno splendido lavoro in due studi di architettura londinesi. Tutto questo si è spezzato in pochi attimi. Ora immagina di essere un genitore. Immagina che tuo figlio o tua figlia abbia deciso di trasferirsi in un altro paese. Sai che sta provando a realizzare i suoi sogni insieme alla persona che ama e che ci stanno riuscendo. Sai quanto hanno sacrificato per arrivarci e l'unica cosa che desideri è che siano felici. Quando la loro vita si spezza, quando scopri che quel che è successo è colpa dell'avidità dell'uomo, quando ti rendi conto che quella tragedia era evitabile, quello che cerchi di fare è di dare un senso al dolore che provi. Grenfell Love è una fondazione nata per non dimenticare la storia di Marco e Gloria, per trasformare la Torre Grenfell di Londra da simbolo di morte a simbolo di luce e speranza. Ogni anno sosteniamo scuole e studenti erogando borse di studio ai laureati della magistrale dello UAV e ai diplomati degli istituti frequentati da Marco e Gloria. Inoltre forniamo strumenti didattici alle scuole di ogni ordine e grado. Diamo la possibilità ai giovani di inseguire i loro sogni, proprio come stavano facendo Marco e Gloria. Perché simili tragedie non debbano ripetersi. Perché simili tragedie sono responsabilità delle persone. Persone formate, specializzate, professioniste, con il potere di creare un impatto sul mondo. Se c'è qualcosa che ci resta da fare, è sostenere persone perché diventino più formate, più specializzate, più professioniste. Persone più consce del loro potere e dell'impatto che possono avere sul mondo.
persone che avranno gli strumenti e la sensibilità per costruire un mondo migliore. Marco e Gloria hanno creduto in un mondo migliore. Il loro sogno può vivere ancora in chi sceglie di formarsi per fare la differenza. Continua a sognare con noi su www.grenfellove.org. Questo è il risultato della dignità umana, cioè avidità umana si chiama, cioè mancato concetto di equo guadagno e di conseguenza ogni entità che si era portata a processo, abbiamo visto settore pubblico, settore privato, ha commesso errori, negligenze ma anche truffe per questa caratteristica umana. Vorrei far notare due cose. Nel video avrete visto molto spesso l'acqua, perché è l'elemento che sconfigge il fuoco, e poi avrete notato a un certo punto una sedia vuota. La sedia vuota sta a significare il colpevole, o i colpevoli per meglio dire, che ancora non sono stati portati a processo. Il processo sicuramente non inizierà prima del 2027-28 e vista l'importanza, l'entità e le società coinvolte non durerà sicuramente poco. Marco di San Stino di Livenza ha frequentato l'istituto tecnico per geometri a San Donà di Piave, Gloria di Campo San Piero, ma la maggior parte della sua vita l'ha trascorsa a San Giorgio delle Pertiche, ha frequentato il liceo artistico Modigliani di Padova. Si sono conosciuti allo UAV, facoltà di architettura a Venezia, nel biennio della magistrale, per cui hanno fatto insieme questo percorso. E prima di procedere chiamerei un loro amico e consigliere della fondazione, Francesco Barisan, per parlarci dei due ragazzi. Buongiorno a tutti. Non passa una settimana che non ripensi a Marco e Gloria, non passa un giorno che non ripensi alla nostra amicizia, non passa un attimo che non ripensi all'amore che trasmettevano. Ricordarli significa ripercorrere la nostra storia, quei momenti condivisi che ancora oggi porto dentro come un tesoro prezioso. Eravamo un gruppo di amici all'università, compagni di studio e di vita. Anime che si erano trovate riconosciute tra i banchi, nei viaggi in treno, nelle pause caffè, nei progetti portati avanti fino a notte fonda. Ho incontrato Marco per la prima volta durante un laboratorio estivo all'università nel 2013. Da subito mi colpì per la sua intelligenza, la sua gentilezza e quella simpatia che rendeva ogni discussione più semplice. Lì è iniziata la nostra amicizia, prima in punta di piedi, poi con passi sempre più sicuri fino a diventare un legame forte. Ci siamo laureati alla Triennale di Architettura e, senza bisogno di dircelo, abbiamo scelto lo stesso percorso magistrale. Ritrovarci il primo giorno di lezione è stato come riprendere un discorso mai interrotto. Quando ho chiesto di entrare nel suo gruppo di lavoro con Carlo, suo amico e compagno di università, Marco mi ha accolto con entusiasmo. Non ho mai sentito di rompere l'equilibrio esistente tra di loro, perché ne abbiamo creato uno nuovo, fatto di fiducia, impegno e condivisione. Poi è arrivata Gloria. Frequentavamo le stesse classi e lei era sempre solare e sorridente, bellissima con i suoi capelli biondi dorati che sembravano illuminare ogni stanza in cui entrava. Gloria era incredibilmente disponibile, sempre pronta ad aiutare e ad ascoltare chiunque ne avesse bisogno. Generosa, positiva, con una luce dentro che contagiava chiunque le stesse accanto.
Io e Gloria eravamo sempre i primi ad arrivare all'università la mattina e, come spesso accade, eravamo anche quelli incaricati a tenere i posti occupati con sciarpe, quaderni o altro per i nostri rispettivi compagni di gruppo. Normalmente occupavamo 2 file di banchi vicini, il gruppo di Gloria davanti e il nostro dietro. Ogni mattina scambiavamo battute, condividevamo il peso della giornata universitaria che stava per iniziare e questo piccolo rito quotidiano rafforzava il nostro legame. Lei e Marco si sono avvicinati lentamente, tra una pausa sigaretta e un caffè, fino a quando non è stato più un segreto per nessuno. Quando Marco mi ha detto che stavano insieme, la mia risposta è stata semplice. Finalmente! Vederli così affiatati, così complici, era qualcosa di bello e naturale. Le nostre giornate scorrevano tra libri, progetti, risate e piccoli gesti, che col senno di poi erano la vera essenza della nostra amicizia. Marco era sempre presente. Se non potevamo studiare insieme, chiamava per sapere come stavo. Ricordo ancora il giorno del mio compleanno nel 2016. Eravamo solo io e lui in biblioteca e a fine giornata mi propose di fermarci per un bicchiere di vino, per festeggiare il mio compleanno. Così ci siamo ritrovati seduti su una scalinata, con un tramonto davanti, a ridere e parlare come se il tempo non esistesse. Marco amava l'architettura e la sua passione si rifletteva in ogni progetto a cui lavoravamo. Durante il periodo della tesi, io, Marco e Carlo avevamo scelto di dedicarci alla riqualificazione di un borgo fantasma in Toscana, Toiano. Per 6 mesi abbiamo studiato, viaggiato, raccolto rilievi e fotografie, alternando momenti di duro lavoro a quelli di pura amicizia. Ma quando la proprietà ci negò l'accesso per motivi di sicurezza, dovemmo cambiare tema e ci concentrammo sulla colonia abbandonata Principi di Piemonte al Lido di Venezia. Sembrava un destino beffardo. Anche se più vicina, raggiungerla risultava ancora più complicato tra treni, vaporetti e autobus. Marco, oltre ad essere instancabile nel progettare, era meticoloso nella realizzazione dei plastici. La sua precisione si spinse fino agli ultimi giorni prima della laurea, quando volle ristampare più e più volte le tavole fino a ottenere la perfezione cromatica che desiderava. Per ottimizzare il tempo, iniziammo a studiare a casa sua o di Carlo, trascorrendo giornate intere tra disegni, progetti, risate e serate passate a guardare partite. E ogni volta che eravamo da lui, Marco ci teneva sempre a cucinare qualcosa di speciale, come un gesto di cura e affetto. E poi venne il giorno della laurea, il 27 luglio 2016. Francesco, Carlo e Marco, una squadra. Prendemmo la lode, un risultato che mai ci saremmo aspettati. Eravamo felicissimi, entusiasti, orgogliosi del nostro percorso, delle notti insonni, della fatica trasformata in soddisfazione, una giornata indimenticabile. E poi ci sono i ricordi di tutti noi amici di università, non solo studio e fatica, ma anche risate e serate insieme, i nostri Baccaro Tour per Venezia, le pause pranzo tra una lezione e l'altra, gli aperitivi improvvisati, i viaggi in treno in cui si parlava di tutto. E l'ultimo Baccaro Tour, quello che Marco e Gloria hanno voluto organizzare prima della loro partenza per Londra. Nessuno di noi sapeva che sarebbe stata l'ultima volta. A volte mi sembra di aver vissuto un sogno o di aver visto un film senza il lieto fine che tutti ci aspettavamo. Ma so che Marco e Gloria sono ancora con tutti noi. Sono nelle nostre risate quando ci ritroviamo, nei momenti difficili in cui sentiamo il loro incoraggiamento, nelle scelte importanti in cui li immaginiamo al nostro fianco. La loro presenza è diventata parte di noi, della nostra amicizia, del nostro legame che nemmeno la distanza e il tempo possono spezzare. È proprio per questo, per non permettere che il loro ricordo si affievolisca, è nata la Fondazione Grenfell Love in loro memoria. Un'iniziativa straordinaria che, trasformando un dolore immenso in un atto di amore e generosità, permette di aiutare e valorizzare i giovani e lo studio, proprio quei valori che Marco e Gloria hanno sempre portato avanti con passione. Grazie all'impegno instancabile dei loro genitori, che con tutto il cuore e tutta la forza che solo chi ha conosciuto un amore così grande può avere, la Fondazione continua a far vivere il loro spirito. Perché se c'è un modo per onorare chi abbiamo amato è proprio questo: fare del bene, dare opportunità, costruire un futuro migliore nel loro nome.
Qualche settimana fa, insieme ad altri ragazzi della fondazione, siamo andati a Londra per vedere la Grenfell Tower, il luogo della tragedia. È stato un momento intenso, carico di emozione e di dolore, ma anche di profonda connessione con Marco e Gloria. Trovarci lì, davanti a quella torre che custodisce l'eco delle loro voci, è stato come riabbracciarli con il cuore. Abbiamo reso omaggio a loro e a tutte le vittime, lasciando un segno del nostro passaggio, un gesto simbolico per dire che non sono stati dimenticati, che il loro ricordo continua a vivere in ognuno di noi. Perché certe persone, quando entrano nella tua vita, non se ne vanno mai davvero. Grazie. Dicevo prima che i ragazzi si sono laureati nel 2016 e entrambi avevano trovato dei lavori nella zona Marco, dove abitava Marco, e Gloria, dove abitava Gloria, però lavori non gratificanti, sottopagati, cioè è emerso sin da subito la grossa difficoltà che c'è nel nostro paese a valorizzare i giovani, a inserire i giovani nel mondo del lavoro. Se poi pensiamo a livello globale, a livello di nazione, ossia a partire dalla famiglia per arrivare allo Stato, che più o meno si spendono 180.000 euro per laureare una persona e non siamo in grado poi di valorizzare le loro capacità, questo è un grossissimo problema. Significa che noi spendiamo 180.000 euro, non investiamo 180.000 euro. Per questo motivo, ma non solo, ma anche perché Marco e Gloria ritenevano che fosse fondamentale un'esperienza all'estero per aprire la mente, per conoscere nuove culture, per perfezionare la lingua inglese, che ormai è indispensabile per qualsiasi professione, decisero appunto in piena autonomia di andare a Londra. Partirono il 4 marzo del 2017 e trovarono una sistemazione stupenda, bellissima, in una torre al 23° piano, l'ultimo abitato, l'ultimo della torre, il 24° era un piano servizi, e i loro amici facevano a gara per andarli a trovare perché era una cosa veramente meravigliosa. Sarebbe comunque stata una sistemazione temporanea di qualche mese, perché una signora molto gentile aveva concesso questo appartamento. Erano da soli, voi capite benissimo la promiscuità che c'è normalmente quando i ragazzi vanno in città all'estero, in particolare Londra, che è molto molto cara, difficilmente si riesce a stare da soli, ed erano molto orgogliosi di questo. Parallelamente hanno iniziato a perfezionare la loro lingua con un corso, la lingua inglese scusate, con un corso intensivo. Già loro la conoscevano bene, ma è stato un perfezionamento. Si sono dati da fare nel trovare subito un lavoro. Gloria ha iniziato un lavoro a tempo, successivamente Marco ha trovato un lavoro al secondo colloquio, e solo per un misunderstanding non è andato bene il primo colloquio, e nello studio Ciao, che sta per Creative Idea Architecture Office, uno studio di giovani, uno studio in centro di Londra. E Marco e Gloria invece avevano trovato lavoro dopo il primo a tempo nello studio Perry Bryan Architecture di Londra, il secondo come fama e importanza appunto nella capitale. L'appartamento, come vedete, era bellissimo. Questa è una foto di Marco in cantiere. Dopo 15 giorni andava già in cantiere in autonomia, cioè c'era da un lato una fiducia e dall'altra probabilmente lui era anche bravo. Gloria ha lavorato allo studio Perry Bryan per 7 giorni, perché aveva iniziato la settimana prima della tragedia. La tragedia è accaduta tra il martedì e il mercoledì. E sin da subito gli è stato dato lo studio di recupero e restauro delle stalle di un ospedale nel quartiere di Chelsea, per cui una cosa molto importante. In 7 giorni ha lasciato il segno,
a tal punto che il titolare Peregrine Bryant ha istituito una charity, un'associazione che devolve un'importante borsa di studio a un laureato allo UAV. Importante perché consente al vincitore di trascorrere 3 mesi nel Regno Unito facendo degli stage su diversi studi di architettura, per cui è una cosa veramente incommiabile, una persona straordinaria che viene spesso anche a trovarci, veramente una cosa eccezionale. I ragazzi si erano inseriti molto bene, vedete in alto a destra traspare la loro felicità. A sinistra Marco si era inserito molto bene anche perché aveva una grande passione per la cucina, in particolare per le grigliate, e di conseguenza aveva trovato un foltissimo gruppo di amici per condividere questa bella iniziativa. E poi in fondo a destra ci siamo noi con i ragazzi che siamo andati a trovarli intorno al 25, poco prima del 25 aprile di quell'anno, e avevamo visto che veramente erano felici e si erano realizzati veramente in poco tempo, e il futuro sarebbe stato sicuramente radioso. Comunque rimane a noi anche questo dubbio di dire ma dove sarebbero arrivati, perché erano veramente, veramente in gamba. Purtroppo la notte tra il 13 e il 14 di giugno del 2017 un banalissimo incendio che è nato al 4º piano della Grenfell Tower ha distrutto, azzerato questa storia, così come altre storie, perché non dimentichiamo che oltre a Marco e Gloria hanno perso la vita altre 70 persone. Questo è nato, ripeto, da un banalissimo cortocircuito di un frigorifero, tengo a dire, poi capirete perché, di produzione americana, statunitense, e al 4º piano. La persona coinvolta, c'era solo una persona nell'appartamento, sarebbe stato sufficiente che avesse avuto un minimo di freddezza, buttare sopra una coperta, tutto sarebbe morto là. Hanno chiamato i vigili del fuoco, sono intervenuti, essendo al 4º piano sono riusciti a intervenire, erano riusciti a spegnere l'incendio, ma nel frattempo non si sono accorti che l'incendio era uscito all'esterno, perché il palazzo, che era bellissimo, era stato restaurato un anno prima. Un'altra cosa molto particolare, prima si è visto l'appartamento, l'ultimo pezzo di battiscoppa, cioè l'ultima attività di un completo restauro dell'appartamento era stata eseguita da un artigiano italiano di Sondrio il pomeriggio del 13 di giugno. L'appartamento è durato intatto nella sua completezza 7-8 ore, una cosa incredibile. Dicevamo che questo incendio ha messo alla luce responsabilità immense. Tra l'altro, che sia accaduto a Londra, una delle capitali mondiali della finanza, deve fare molto riflettere, perché se è capitata a Londra questa cosa, immaginiamoci quello che può accadere e accade nel resto del mondo. Per dare 2 numeri, sono coinvolte come indagati, sono indagati 19 società e 58 persone fisiche, e con degli indizi dell'omicidio colposo, illecito nell'esercizio dei pubblici uffici, truffa aggravata, eccetera eccetera, diciamo con elementi molto molto gravi. E questo spiega un po' perché il processo non è ancora iniziato. Noi abbiamo parlato spesso con la Metropolitan Police di Londra, che sin dall'inizio del 2017 ci ha detto sarà una cosa molto lunga perché sono coinvolte, sono indagate, saranno indagate e portate a processo anche delle multinazionali con sede negli Stati Uniti, in particolare i produttori e fornitori dei pannelli, che sono risultati altamente infiammabili. Sono emerse delle mail che sono veramente raccapriccianti, ossia di tecnici e ingegneri di queste società
che scrivendo al board piuttosto che ai loro capi dicevano: noi sconsigliamo vivamente l'utilizzo di questi pannelli su edifici oltre X piani perché c'è un pericolo molto rilevante che si possono propagare rapidamente degli incendi. Prima c'era un po' l'immagine della torre, in pochi minuti la torre è diventata una torcia. I responsabili sono una lista infinita. Si va dal governo centrale, perché è responsabile delle normative molto carenti sulla sicurezza degli edifici, al governo locale, ossia la municipalità di Kensington Chelsea, in quanto proprietaria dell'edificio e committente dei lavori, e poi a seguire chi ha progettato, chi ha eseguito, chi non ha controllato, i fornitori, come dicevamo, dei pannelli, sia coinventanti che di abbellimento, perché ce ne sono di due tipi, per finire ai vigili del fuoco. I vigili del fuoco, al di là della buona volontà dei singoli, delle singole persone che hanno rischiato la vita per poter fare qualcosa, si è dimostrato un corpo altamente inefficiente, inadeguato, senza linea di comando, senza conoscenze e senza preparazione. Sono andati a spegnere un incendio, tentare di spegnere un incendio su un palazzo di 23 piani con lance che arrivavano nemmeno alla metà dell'edificio, del grattacielo. E poi la cosa molto 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 grave è che quando sono intervenuti, ripeto, avevano spento l'incendio all'appartamento del quarto piano, successivamente non si erano accorti che si era propagato all'esterno. Quando sono intervenuti hanno detto con i megafoni a tutte le persone che stavano dentro di rimanere all'interno perché c'erano le porte tagliafuoco e c'erano tante cose. Non ha funzionato niente, non c'era la compartimentazione orizzontale sugli spazi pubblici, altri e scale, i vetri non resistevano a temperature elevate e appunto i pannelli poi erano altamente infiammabili, in più avevano montato i pannelli a una distanza di 30-40 cm dal muro, e questo ha causato l'effetto canna fumaria ed è accaduto quello che è accaduto e che sappiamo. Allora, questa è la torre come si presenta oggi. Fortunatamente è stata rivestita perché era veramente una cosa orrenda. Va bene scontrarsi con la realtà, però penso che ci sia un limite a tutto. Diamo adito al governo attuale, al primo ministro Starmer, che ha preso in mano la situazione. Si è deciso di demolire la torre e creare in alternativa qualcos'altro. Allora, è nata una commissione, la Grenfell Tower Memorial Commission, che è composta da soggetti che fa capo al governo centrale piuttosto che alla municipalità di Kensington Chelsea e da associazioni che tutelano la memoria delle vittime. Questa commissione ha il compito di ascoltare tutte le persone coinvolte, chi ha avuto vittime piuttosto che sfollato, piuttosto che feriti, per individuare cosa fare del dopo Grenfell. Comunque dicevo, prima cosa importante, si demolisce la torre. Noi come fondazione abbiamo proposto la nostra idea. Allora, da sempre, prima che il primo ministro decidesse questo, abbiamo detto la torre per noi va demolita perché non è possibile mantenere una cosa così brutale, tetra, anche per rispetto delle persone che vi abitano attorno. E una tragedia si può ricordare anche con una cosa bella. Quello che abbiamo proposto è di, appunto, demolizione della torre, in questo enorme spazio ai lati, al perimetro, a piantumazione di 72 pianta perché è segno di natura, ecologia, sostenibilità, una per ogni vittima, poi avvicinandosi al centro 72 steli di marmo bianco con base quadrata che rappresentano un po' la purezza, ma anche delle candele di altezza variabile, una per ogni persona defunta, altezza variabile in funzione dell'età della persona che rappresenta, e pertanto su ogni stele nome, cognome e età della persona. Avvicinandoci ancora al centro
un'enorme cascata o una grande fontana. Qua ritorniamo all'elemento acqua, per ovvi motivi, perché appunto distrugge il fuoco. E poi su uno dei lati di questo spazio, che è abbastanza rilevante, costruire e realizzare un auditorium dove all'interno ci può essere anche un piccolo museo, dei ricordi, delle foto. Perché dico all'interno? Perché una persona ritengo che debba poter decidere se vedere queste cose, non metterla all'aperto. Questa è la nostra idea. E in questo auditorium tenere dei corsi sulla sicurezza, in particolare sulla sicurezza nell'edilizia e sulla sicurezza sul fuoco. E niente, l'abbiamo proposta e adesso vediamo, perché ci saranno mille idee. Poi c'è anche un'altra, questa è di recente costituzione, Grenfell Memory Project. È un'istituzione nata da parte dei vigili del fuoco, che hanno detto noi sosteniamo con una cifra molto importante dei progetti che ricordino la tragedia. Allora in una video call abbiamo detto parliamo della nostra esperienza, no? E abbiamo citato la fondazione, quello che facciamo, eccetera eccetera, e qua emerge il nostro orgoglio, un attimino bisogna tirarlo fuori, l'orgoglio di essere italiani, perché specialmente gli anglosassoni non è che ci vedono sempre tanto bene, c'è questo no, stereotipo dell'italiano, eccetera eccetera. Abbiamo presentato questa idea, alla fine il dirigente dei Vigili del Fuoco ci dice ma scusate un attimo, ma quando è che partirà questo progetto? Ma veramente la tragedia è che nel 2017 la fondazione è attiva dal 2018, c'è stato un 5-6 secondi di silenzio e poi un grande applauso. Questo per dire, insomma, qualcosina lo facciamo, anzi siamo gli unici che hanno fatto qualcosa effettivamente per ricordare la cosa, per ricordare la tragedia, e speriamo che questo sia di aiuto per avere dei fondi, perché più fondi abbiamo e più riusciamo a raggiungere gli obiettivi di cosa? Della fondazione Grenfell Love. Grenfell Love è una declinazione da Grenfell Tower, torre della tragedia, a Grenfell Love, torre dell'amore. Vedete stilizzato un angelo realizzato con elementi base dell'architettura, il compasso e 2 squadre, poi un cuore che rappresenta l'amore sotto una torre, la torre della tragedia. Il significato che abbiamo voluto dare è il bene che vince sul male. E niente, allora cosa fa? È nata per ricordare la tragedia, per non dimenticare, per sensibilizzare le coscienze su concetti quali la sicurezza, tutela dell'ambiente, tutela del territorio. E poi in pratica noi sosteniamo l'istruzione, perché riteniamo che la cultura sia la migliore medicina per migliorare questa società, e di conseguenza eroghiamo borse di studi nei 2 istituti superiori frequentati da Marco e Gloria, e allo IUA frequentato da entrambi. Queste sono alcune foto di premiazioni in questi istituti. Ne eroghiamo 2 allo Scarpa Geometri di San Donato, 2 al liceo artistico Modigliani di Padova, e 3 all'anno, una per una sessione d'esame allo IUAV di Venezia. Eroghiamo poi anche strumenti didattici di vario tipo e generi. Più tradizionali sono le LIM, computer, stampanti, ma troviamo anche impianti sonori, reti wifi, proiettori, tutta una serie di cose. Ci piace ricordare come strumenti didattici la donazione ormai di 2 Aules Snøsterlen è un termine olandese che sta a indicare una sala dotata di apparecchiature multisensoriali che servono a migliorare, a stimolare i sensi e migliorare l'apprendimento, specialmente in particolare per i bambini diversamente abili, che diventa appunto una terapia. Ne abbiamo realizzata una a San Stino di Vivenza e una a San Giorgio delle Pertiche, una in memoria di Marco, una in memoria di Gloria. Stiamo ipotizzando l'idea di donarne una a San Donato di Piave. In particolare recentemente appunto abbiamo inaugurato quelle di San Giorgio delle Pertiche, dove abbiamo avuto il piacere di conoscere la consigliera del locale, e in questo caso chiederei alla regia di mandare il video su questa, diciamo, ultima donazione. Grazie.
fondazione è nata nel 2018 per ricordare il compleanno della fondazione. In autunno, dal 2019 in poi, tranne il 2020 che per il Covid non abbiamo potuto fare questa cosa, organizziamo una serata al Teatro Pascuto di San Stino di Livenza. È una serata di musica, di bella musica, e tra l'altro approfitterò magari di mandare un invito a tutto il Consiglio della Regione. Un consigliere locale è già venuto, per cui eventualmente vi potrà relazionare. È una bella iniziativa dove vengono raccolti dei fondi viene organizzata per ricordare e per raccogliere fondi, perché più fondi abbiamo a disposizione e più cose riusciamo a fare. Tra le varie attività abbiamo anche stampato una fiaba, Il Cavaliere e la Principessa, è un'idea di mia moglie Daniela, che chiederei appunto di intervenire per parlarvene. Grazie. Buongiorno a tutti. Quando si perde un figlio in questo modo, si sente la necessità di fare qualcosa affinché tale tragedia non venga mai dimenticata. Dopo pochi mesi, in uno dei tanti pomeriggi dove il dolore diventava insopportabile, ho deciso di lasciare qualcosa che non la facesse dimenticare, ma soprattutto che bisogna iniziare a educare i bambini sin da piccoli a diventare adulti onesti e consapevoli del valore della vita altrui, perché è per disonestà e avidità che si è verificato il disastroso incendio a Londra, il più grave disastro dopo l'ultima guerra mondiale. È nata così la fiaba Il Cavaliere e la Principessa, per ricordare i momenti più belli della vita di nostro figlio Marco da bambino, da adulto, e il suo incontro con Gloria. I bellissimi disegni sono stati realizzati da Roberta Gattel, amica d'infanzia di Marco. Un nostro amico, Marcello Coggiati, ha revisionato i testi e fatto la traduzione in inglese. Un altro amico, il maestro compositore e arrangiatore Walter Bonadè, ha composto una musica per accompagnare la lettura della fiaba. Ne è nato un CD con 3 tracce, la prima con la lettura in italiano e il sottofondo musicale, la seconda con la lettura in inglese, la terza con la sola musica. Non è disponibile nelle librerie, ma si può richiedere direttamente alla Fondazione Grenfell Love, info@grenfellove.org. Lo scopo iniziale è stato far sognare i bambini e lasciare a tutti loro un ricordo di questi 2 splendidi ragazzi, morti prematuramente per l'avidità umana e per la mancanza di sicurezza. Ci siamo resi conto che piace molto anche ai grandi, sui quali l'effetto è diverso, provoca molta commozione e fa riflettere anche gli adulti sul valore della vita umana. È diventata inoltre un mezzo e un tramite per far conoscere la Fondazione. Abbiamo partecipato a diversi incontri, presentazioni della fiaba in scuole, campi scuola e comunità. Nel 2018, su richiesta del direttore dell'ufficio degli istituti di cultura italo-inglese a Londra, è stata letta davanti a una platea di adulti e bambini molto emozionati, alla presenza di molti giornalisti e dell'ambasciatore italiano a Londra. Continua ad essere richiesta e utilizzata in alcune scuole come strumento didattico. È già stata distribuita, oltre che in Italia, in gran parte dell'Europa, in Asia, Cina, Giappone, India, America, Brasile, Canada, Cuba, Stati Uniti, Congo e Australia. Ai bambini la consegniamo in omaggio, ai grandi viene data facoltà di fare un'offerta a donazioni interamente a favore della Fondazione Grenfell Love, che si occupa di aiutare i giovani nello studio. Altre informazioni sulla storia di Marco e Gloria e sulla Fondazione Grenfell Love sono disponibili nel sito all'indirizzo www.grenfellove.org. Grazie per l'attenzione a tutti. Allora, la Fondazione ha un organo molto semplice, un CDA molto semplice. Io ne sono il presidente, mia moglie il vicepresidente, ci sono poi 4 consiglieri,
2 maschi, 2 femmine, tutti e 4 architetti, tutti e 4 amici di Marco e Gloria. E poi abbiamo un revisore dei conti, Maurizio Cella, che è presente e ringraziamo. Snella perché così ci consente di prendere decisioni veloci e di essere, diciamo, in linea con i tempi. Per quanto riguarda le fonti esterne di alimentazione della fondazione, sono sostanzialmente 3: le libere donazioni, che contiamo di aumentare facendo conoscere di più la fondazione, quello che facciamo e come lo facciamo. Poi c'è il 5 per 1000, che è una cosa molto importante, anche qua facciamo promozione perché obiettivamente ci sono un'infinità di soggetti meritevoli appunto del 5 per 1000. E poi citiamo doverosamente la Fondazione Mediolanum, perché quando realizziamo l'evento che ho citato prima, il famoso compleanno della Fondazione, la serata al Teatro Pascuto di San Stino di Livenza, che è a ingresso libero e con offerta facoltativa, il totale delle offerte viene poi moltiplicato da fondazione. L'equivalente delle offerte viene donato dalla Fondazione Mediolanum, per cui, che opera molto non solo in Italia ma nel mondo, soprattutto sui bambini e soprattutto sui disagiati, per cui abbiamo, diciamo, degli obiettivi abbastanza comuni. Concludo con questa slide dicendo che Marco e Gloria ci avevano creduto in un mondo migliore e noi faremo e stiamo facendo quanto ci è possibile per migliorarlo. Riteniamo che ognuno di noi possa fare qualcosa. Vale il solito discorso: se uno può fare 10 e fa 10 è stupendo, se uno può fare 100 e fa 20 non ci siamo. Il miglioramento deriva dalle persone, le persone fanno la differenza. Io e mia moglie in particolare, ma anche chi ci sta attorno, i consiglieri, gli amici di Marco e Gloria, abbiamo dovuto superare momenti molto difficili. La scelta di fare qualcosa è stata molto impegnativa, ma possiamo tranquillamente dire che ci ha salvati. Ci ha salvati perché ci aiuta ad andare avanti in un modo bello. È difficile da dire, però andando avanti così ci si rende conto che la tragedia almeno è servita a qualcosa, a risvegliare le coscienze, a far sì che si possa andare verso un mondo migliore. L'attenzione alla cultura per noi è importante perché, come dicevo prima, è la migliore medicina per migliorare una società. Cercare di dare una mano ai giovani per inserirsi nel mondo del lavoro, cercando di premiare da un lato i più meritevoli, ma anche uno dei parametri è una situazione di disagio, che può essere un disagio familiare piuttosto che un disagio economico. Anche questo ci gratifica. Per cui io concluderei dicendo che fare del bene aiuta a star bene. Grazie all'attenzione vostra e all'attenzione di chi ci sta vedendo. Grazie e buona giornata.